Prima edizione di Sardinian Day, manifestazione voluta da Taste of Sardinia. Buonasera a tutti e benvenuti alla masterclass sulla vernaccia con la sommelier Marisa Uras. Prego. Grazie. Buonasera a tutti, benvenuti. Una masterclass alla quale io tengo particolarmente, non solo perché sono di Oristano, ma perché tra sommelier la vernaccia è riconosciuta come uno dei vini in assoluto più speciali e unici. Croce e delizia perché poi è anche un vino difficile, bisogna raccontarlo, bisogna spiegarlo. Io ho tanti colleghi sommelier, ho vissuto a lungo in continente, come diciamo noi, e anche tra i colleghi sommelier io ho fatto fatica a far capire questo vino. E spesso mi è capitato di fare, come dire, marketing involontariamente. Quindi per me questa masterclass è un'occasione per raccontare questo vitigno particolarissimo, dal quale si ottiene un vino che è un unicum. C'è un solo esempio simile alla vernaccia, in realtà ce ne sono due. Quello più vicino alla vernaccia, per trovare un vino simile alla vernaccia ma con una grandissima differenza, dobbiamo trasferirci in Andalusia, nella zona dello Jerez. Lo sherry è un vino che subisce più o meno lo stesso trattamento della nostra vernaccia, cioè la vinificazione con il flor, poi vedremo che cos'è il flor, ma con una differenza fondamentale, che lo sherry è un vino fortificato, cioè è un vino come il marsala che si ottiene per aggiunta di grappa, di mistella o comunque di alcol. La nostra vernaccia raggiunge i 17 gradi come titolo alcolometrico senza nessuna aggiunta, ma semplicemente per osmosi, per concentrazione dopo i lunghi anni di sosta in botte. Ma raccontiamo la storia di questo vino. In sardo si dice su inugher e fueddau, cioè del vino bisogna parlarne, ed è vero, è straordinariamente vero. Non si può apprezzare un vino se non se ne conosce la storia. Se io ho imparato a conoscere la vernaccia andando di porta in porta, perché nell'oristanese le vernacce ancora si vendono door to door, porta a porta. Io ho imparato a conoscere la vernaccia parlando con gli anziani di Baratti di San Pietro, di Cabras, amico dell'amico, parente del parente. Ognuno di loro te la racconta a modo suo la vernaccia, però piano piano impari anche a capire un po' il mistero e il miracolo di questo vino, legato a filo doppio. Qui vedete l'immagine della Sartiglia, del sucum pomidori. Vi racconto un piccolo aneddoto. Quando io sono andata a Milano a sostenere l'esame per diventare relatrice AIS, e io nasco come sommelier con l'AIS, presento la Sardegna come lezione. E arrivata alla vernaccia presento questa slide più o meno simile a questa. Mi ricordo che l'esaminatore fece un salto e mi contestò la foto, disse: che c'entra questa foto? Io mi ricordo un travaso di bile, dopodiché devo averlo talmente, come dire, ammorbato, e gli ho raccontato la storia, ho detto: ma no, la Sartiglia e la vernaccia sono un sinolon, due cose inscindibili. Ho detto: questo è il capocorsa. E gli dicevo: vede la maschera gli viene cucita in volto, e una volta che la maschera viene cucita in volto cessa di essere un uomo, diventa un semidio. Prima di diventare semidio, prima che gli venga cucita addosso la maschera, Sugun Ponidori compie l'ultimo gesto da uomo, ed è il brindisi con la vernaccia. Quindi non si può prescindere da questo legame fortissimo. Ma la storia della vernaccia va indietro nel tempo. La Sartiglia ha 500 anni, con Eleonora d'Arborea e la Carta de Logu, che vietò l'espianto dei vitigni di vernaccia. Bene, anche il nome di Eleonora d'Arborea si lega in qualche modo con la vernaccia. Parliamo della coltivazione della vernaccia, perché noi oggi degusteremo il vino, io vi guiderò nella degustazione del vino, ma
quel liquido che noi, per quanto affascinante, quel liquido che noi abbiamo nel bicchiere parte molto molto prima, e chi per primo ci lavora a quel vino è l'agronomo, e prima ancora dell'agronomo ci lavora madre natura, la terra, il terroir come lo chiamano i francesi. Attilio Scienza, che è uno dei più grandi enologi, ama dire che le radici sono il cervello della pianta. È vero, perché quello che poi diventerà vino, vino mediocre, ottimo vino, o come nel caso della vernaccia, vino straordinario, parte dalle radici, da ciò che le radici pescano nel terreno. L'areale della vernaccia è questo, lo vedete, guardate, la resa per ettaro è bassissima, 35 quintali per ettaro, solitamente viaggiamo sui 80, 70, 90, quindi pensate quanto sono basse le rese per ettaro. Quanti ettari ci sono coltivati a vernaccia? 400, scarsi, probabilmente è un arrotondamento per eccesso. 2 sono i territori vocati, e si trovano entrambi sulle sponde, sulla sponda destra, orografica praticamente, del fiume Tirso. È un areale ristrettissimo, quello che i francesi chiamerebbero cru. Per i francesi il cru è una zona ristrettissima, per intenderci una sottozona di una DOCG, ecco, cioè proprio un fazzoletto di terra. Nel nostro caso si può dire. Gregori e Bennagi sono 2 tipologie diverse di uno stesso cru. Fuori da lì la vernaccia non compie il miracolo. Noi oggi degusteremo anche una vernaccia che viene da Marrubiu, non viene dal Gregori e dal Bennagi, infatti è una vinificazione particolare. Il Gregori e il Bennagi garantiscono il flor, che è ciò che fa della vernaccia una vernaccia. Andiamo a parlare di flor. Intanto distinguiamo tra vernaccia di Oristano DOC, denominazione di origine controllata, e IGT vernaccia Valle del Tirso. Sono 2 cose diverse. Perché una vernaccia raggiunga la DOC deve fare questa vinificazione. Che cosa succede? Intanto siamo su botti scolme, botti di castagno scolme per 1/5. Nella botte, quando le uve provengono dal Gregori e dal Bennagi, succede praticamente questo, ve lo faccio vedere in foto. Eccolo qua. Vedete che c'è uno strato. Lo vedete? Questo strato sembra quasi una specie di schiuma. Nel dettaglio è questo. I Saccharomyceti, che sono responsabili della vinificazione, il Saccharomyces cerevisiae, cioè tutti i vini fermentano grazie al Saccharomyces cerevisiae. Qua però nel Gregori e nel Bennagi c'è un Saccharomycete particolare, si chiama Baianus o Prostoserdovi, e questo Saccharomycete crea questi strati, che in qualsiasi altro vino sarebbe un difetto, quello che gli enologi chiamano la fioretta. Invece questo è il flor. Io lo chiamo al maschile, ma lo troverete anche al femminile, la flor. Io preferisco il maschile. Ecco, vedete, questi sono accumuli, anzi sono i sottoprodotti della fermentazione alcolica. I Saccharomyceti, voi sapete, mangiano lo zucchero e trasformano lo zucchero in alcol, polialcol, CO2 e anche metabisolfito. Questi lieviti cosa fanno? Non muoiono, ma risalgono in superficie creando questa specie di piccoli isolotti galleggianti di questo strato filmico, che poi però piano piano si inspessisce sino a diventare, vedete quanto è grosso, quanto è spesso allo strato. Questa è la vernaccia DOC di Oristano. Ci vogliono 2 anni, 3 anni affinché il Saccharomyces Baianus o Prostoserdovi compia questo ciclo, perché poi il ciclo diventa infinito. Una volta che c'è il flor, arriva in superficie, si inspessisce, muore e ritorna sul fondo. Poi il secondo ciclo, ritorna in superficie, si inspessisce, muore e torna sul fondo. E ad ogni ciclo, quello strato di flor cede al vino tutta una serie di molecole straordinarie che fanno della vernaccia la vernaccia
DOC con quel patrimonio di profumi che noi vedremo, anche perché avremo in degustazione anche un'altra vernaccia, che è l'IGT, cioè la vernaccia che viene vinificata in bianco senza il processo del flor. Quindi ricordatevi, quando voi degustate una vernaccia DOC di Oristano, ha fatto il processo con il flor come lo sherry nell'Andalusia, solo che non è fortificato. Sì, 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 è il Baianus, certo, non so se ci sia il Pro Sacerdovi anche lì, ma il Baianus ne sono certa. Un'altra zona in cui si può trovare un vino simile si chiama Vin Jaune e si trova nella Provenza, in Francia. Non ha la struttura della nostra vernaccia, però anche quello ha un procedimento simile alla nostra vernaccia. Quindi DOC, il procedimento è quello col flor, l'IGT invece è una vernaccia vinificata in bianco. Quella che gli oristanesi chiamano la vernacina, quella che scorre ai fiumi, ahimè, durante la Sartiglia, per cui insomma i nostri giovani li portano via l'ambulanza, ne caricano carri praticamente, ma anche la vernacina, la vernaccia dannata, comunque vinifica in botti di castagno. Ecco perché la trovate giallo oro antico, quindi mai giallo paglierino con riflessi verdolini come tutti gli altri vini. Ecco, la vernaccia è un vino ossidato, perché l'affinamento è un affinamento cosiddetto ossidativo. Cosa vuol dire? Vuol dire che la sua vinificazione avviene con lo scambio di ossigeno e in questi processi continui del flor vedete quali sostanze vengono a crearsi, no? Ci sono processi di acetalizzazione, di esterificazione, di eterificazione e l'ultimo, ma il più importante, è questo, si chiama resinificazione. In degustazione io vi farò notare, soprattutto con le ultime due vernacce, che voi sentirete il tannino. Ora, per chi è abituato a fare degustazioni sa bene che il tannino si sente solamente nei vini rossi, nei vini bianchi il tannino non c'è perché si vinifica senza le bucce, il tannino fa parte dei polifenoli che si trovano nella buccia. La vernaccia sosta a lungo nel legno e quindi il legno cede il tannino cosiddetto ellagico e infatti in bocca sentirete delle scie tanniche che sono dovute a questo processo di vinificazione dove nelle bottiscolme avviene anche questo processo di resinificazione. Gli anziani di Baratili, di Riola Sardo, di Cabras, nelle annate migliori usano un termine per indicare una grande vernaccia. Noi sommelier, quando andiamo all'esame, dobbiamo sapere a memoria 116 termini, che sono quelli che ci servono per usare la scheda. Questo termine non c'è e nessuno di quei 116 termini può comprenderlo. Gli anziani dicono o canno tei su murruai. Murruai è traducibile, murratum, vinum murratum, qualcuno avanza queste ipotesi per farlo derivare dal latino, ma non c'è nessun filologo al mondo che è stato in grado di determinare l'etimo di questa parola, ma chi è abituato a degustare sa bene cos'è sumurruai, è un bouquet amplissimo che le vernacce dannate regalano, è un bouquet che spazia dal floreale all'erbaceo, il tostato, il fico secco, veramente un qualcosa di quasi infinito. La degustazione della vernaccia è una degustazione che si fa lentamente, non bisogna avere l'orologio. Io non so se voi avete fretta, quanto posso trattenervi, vi giuro no sino a mezzanotte perché poi dobbiamo andare via tutti, però non è una cosa che si fa velocemente, perché soprattutto nelle ultime due vernacce dovremmo stare lì a raccontare, a sentire e anche per i meno esperti, non bisogna essere degustatori esperti per capire una vernaccia, soprattutto in una degustazione guidata, vedrete che anche i nasi meno allenati possono sentire un'ampiezza olfattiva che e vanno a cercare negli altri vini, anche grandissimi vini bianchi, nessuno di questi arriva al patrimonio olfattivo che regala la vernaccia.
io mi fermo, nelle degustazioni si degusta e non si parla, quindi anzi mi scuso se vi ho rubato tutto questo tempo prima della degustazione e adesso noi andiamo, ecco qui magari vi faccio scorrere qualche slide, c'è qualche notizia tecnica un po' di più, io invece adesso vado a stappare le bottiglie e a raccontarvi i vini. Uno dei problemi più grandi della vernaccia è che, come dicevo prima, è un vino difficile. Soprattutto la difficoltà della vernaccia nasce dal fatto che la vernaccia è inabbinabile. Non si può bere vernaccia a pranzo, la vernaccia DOC di Oristano naturalmente. E allora i produttori naturalmente hanno bisogno di promuoverla, di farla conoscere, di sdoganarla in alcuni casi. E spesso ci sono degli esperimenti di vinificazione della vernaccia. Uno ce l'abbiamo oggi in degustazione, che è una vernaccia giovane, vinificata in bianco, cui però è stato fatto al posto del flor un altro processo che ultimamente va anche molto di moda, che è la maturazione sulle bucce. 2 giorni sulle bucce e poi questa vernaccia prosegue con la vinificazione in bianco. Ne nasce questo esperimento che adesso insieme andremo a valutare. Allora, intanto una nota di servizio. Le 3 vernacce in degustazione dobbiamo confrontarle, per cui io vi guido nella degustazione, nel bicchiere cerchiamo di lasciare almeno un tantino per fare poi i confronti con tutte le altre. La sequenza, voi avete praticamente il primo vino alla vostra sinistra, il secondo e poi il terzo, quindi la sequenza va da sinistra a destra. Per i non addetti ai lavori, una degustazione avviene in 3 step. La prima fase è la fase dell'esame visivo, in cui valutiamo il colore, ma è la cosa più banale, poi valuteremo anche altri 2 aspetti, la limpidezza e la consistenza, e vi insegnerò a vedere che cos'è, a capire che cos'è la consistenza di un vino. Il secondo step della degustazione è l'esame olfattivo, è quello più difficile ma anche quello più affascinante e nel caso della vernaccia sicuramente anche quello più interessante. Sino ad ora il vino non l'abbiamo messo in bocca e non si degusta al palato. L'esame gusto olfattivo è il terzo e ultimo step della degustazione. Quindi se avete piacere se non avete la smania di metterlo subito in bocca il vino e volete rispettare i tempi, possiamo fare tutti e 3 i passaggi. Purtroppo in diminuzione. Anzi, allora, probabilmente in questi ultimi anni, grazie a qualche giovane produttore, penso alla famiglia Orro, di Davide Orro, mio carissimo amico, che ha strappato all'espianto gli ultimi vigneti rimasti, forse li stiamo mantenendo, i 400. C'è una nuova sensibilità nei confronti della vernaccia e anche questo esperimento vuole essere un augurio, no? Per portare un po' su i 400 ettari dell'areale. Allora, avete tutti il vino? Bene. L'esame visivo. Perché il sommelier fa la degustazione? La degustazione del sommelier è finalizzata a quantificare il livello, la qualità del vino e a scongiurare la presenza di difetti. All'esame visivo, quali difetti possono nascondersi in un vino? Intanto la mancanza di limpidezza. Cosa si intende per limpidezza? Un vino è limpido quando non ci sono particelle in sospensione. Un altro criterio di qualità del vino
è il colore, la luminosità del colore. Tant'è vero che per valutare la trasparenza noi abbiamo sempre una superficie bianca, il bicchiere lo mettiamo in queste posizioni e guardiamo bene al centro, è la cosiddetta unghia del vino, per vedere i riflessi. La valutazione del colore ci incanala già verso la tipologia del vino. Questo è un vino bianco, ma guardate, giallo dorato. Se io vi dico il millesimo di questo vino, vendemmia 2023, uno dice non può essere di questo colore. Vi ho già detto prima, vi ho già svelato il trucco. È un vino che ha fatto macerazione sulle bucce, quindi le bucce hanno ceduto le sostanze coloranti ed ecco quindi che, sebbene dell'ultima vendemmia, il vino appare con una veste giallo, dorato, carico, limpido e pieno di riflessi. Ma l'esame visivo non finisce qua. Noi facciamo ruotare il bicchiere e valutiamo la consistenza. Qual è la consistenza? È quella che il palato mi fa dire se un vino è di corpo. La consistenza, se voi guardate qua, vedete che se fate girare il vino, si formano delle lacrime e degli archetti. Più gli archetti sono fitti, più le lacrime scendono lentamente, in alcuni casi, vedete che la lacrima inizia stretta e poi si allarga, quello è sintomatico di consistenza. Questo è un vino bianco sulla fiducia, perché la consistenza è di un vino rosso. Vedete che archetti fitti che ci sono, ma l'abbiamo già detto prima, ha fatto macerazione sulle bucce, quindi ci sta tutto. Adesso andiamo a vedere cosa ci regala al naso questo vino. Per fare l'esame olfattivo bisogna prima fare intanto sempre piccole olfazioni, quindi non aspirate a lungo perché sennò poi subentra la suefazione e non sentite più nulla. Le prime olfazioni con una narice e con l'altra bisogna fare il bicchiere fermo. Provate a sentire l'una e l'altra. Se poi fate ruotare il bicchiere, vedrete che i profumi si esaltano e cambiano anche. Lo sentite? Provate. Se non siete raffreddati, questo vino cambia tantissimo tra bicchiere fermo e rotazione. Se volete esagerare, rompiamo le molecole, cioè poggiatelo, fatelo girare in senso orario, poi subito dopo in senso antiorario. E così aumentate, elevate a potenza i profumi del vino. Cosa sentiamo in questo vino? Allora, proviamo. Io adesso vi guido, vediamo se qualcuna delle cose che si sentono e si sentono anche abbastanza intensamente riuscite a percepirle. A bicchiere fermo, questo vino è giocato sulle sfumature agrumate ma anche erbacee. Solo dopo la rotazione sentite un fruttato che invece diventa dominante. Sentite? L'altra cosa che si sente è l'etereo, cioè l'alcol, la presenza di alcol. Si sente quello, forse per i neofiti è la cosa più evidente, però c'è anche un bel fruttato, rotondo, dopo la rotazione. L'agrumato io direi che è forse il profumo più percettibile e poi c'è un floreale erbaceo in prima battuta. Comunque, non è importante che voi sentiate tutti i profumi, la cosa importante è che voi sentiate la differenza tra il primo vino, il secondo e poi il terzo vino, che vedete è mascherato perché con quello ci divertiamo un attimo. Saltato l'esame olfattivo, andiamo all'esame gusto olfattivo. Come si fa l'esame gusto olfattivo? Allora, se volete fare la tecnica si fa in questo modo. Dovete mettere in bocca una quantità, un cucchiaio di vino, non di più, e fate andare il vino in tutte le parti della bocca, soprattutto qua sopra. Tutto il palato dovete riempire e deglutite. Avete solamente avvinato la bocca. Dopodiché, seconda sorsata, e lì dovreste iniziare a capire gli elementi che poi andremo a valutare. Quando si degusta un vino, l'elemento di qualità del vino in degustazione è il suo equilibrio. Equilibrio tra che cosa? Ci sono due macro componenti nel vino, le morbidezze e le durezze.
Le morbidezze sono date dalla presenza di polialcoli, dell'alcol, dell'eventuale zucchero residuo. Le durezze e le morbidezze sono quelle che in bocca vi danno una sensazione di scivolosità, di settosità, di rotondità. Dall'altra parte invece ci sono altre componenti organolettiche che danno in bocca una sensazione di durezza, di pungenza. Sono gli acidi, i tannini, le sostanze minerali. Quando è che un vino è equilibrato? In base alla tipologia, quando tra morbidezze e durezze il vino sta in equilibrio, cioè a dire non mi spappola la bocca con le durezze né invece me la ammorba con le morbidezze. Però se io chiedo a voi dove sta, qual è il punto di forza di questo vino, sulle morbidezze o sulle durezze? Sulle durezze. Quale tra le durezze? Anche se poi in realtà se la giocano alla pari. Acido, sapido. Acidità e sapidità. Come? Esatto, ha questa vena acido-sapida che è la sua caratteristica, è quello che io vado cercando in una vernaccia, anche una leggerissima scia tannica data probabilmente dalla macerazione sulle bucce. Dalla parte delle morbidezze ci sono. Non è che non è morbido il vino, perché c'è l'alcol, c'è tanto alcol, c'è il polialcol, ma quella presenza straordinaria, quella vena acido-sapida è sicuramente la cifra di questo vino ed è anche il motivo per cui la vernaccia non è capita. Perché? Adesso andiamo a stappare la seconda bottiglia. Questa è una vernaccia giovane che non fa flor. Adesso abbiamo in degustazione il classico dei classici, no? Cioè la vernaccia DOC di Oristano, quella che fa il flor. Allora andiamo a vedere perché anche tanti miei colleghi sommelier continentali rimangono basiti dinanzi a un bicchiere di vernaccia. L'arcano sta nell'esame visivo. Sì, e io sono abituata ai corsi che l'etichetta si legge alla fine. Allora, però 13 gradi. E si sentivano tutti. Certo, perché per una vernaccia col flor è bassissima, ovviamente. Infatti questa che degustiamo ne ha 15. Quindi stiamo già andando verso altri livelli. Questa è la DOC. Guardate il colore. Siamo passati da questo giallo dorato, ma che vicino a questo è un giallo paglierino scarico e adesso gli vediamo anche riflessi verdolini, quello che prima da solo ci sembrava dorato. Lo mettiamo vicino a questo. Questo che colore è? Per i sommelier questo è giallo ambrato. Giallo ambrato. Dov'è l'inghippo? Che uno che vede questo colore, a che cosa pensa? Al vin santo? Al moscato di Pantelleria? Pensa a dei vini dolci, lo mettono in bocca e rimangono di sasso. Dice che cos'è questa cosa? Perché questo vino ha quell'acidità, quella vena acido-sapida che abbiamo visto prima in quello e tu non te lo aspetti perché il tuo cervello si mette già in modalità zibibbo, in modalità vin santo e poi invece il vino è secco, caldo, alcolico e soprattutto acido-sapido. Questi, signori, sono i colori della vernaccia, giallo ambrato, di una luminosità straordinaria, ma è inutile che io ve la racconti dal mio bicchiere perché ovviamente per fare l'esame visivo bisogna averlo nel bicchiere, quindi andiamo. Allora, i bicchieri ve li hanno messi molto lontani perché quando io verso il vino voi dovete già sentire i profumi alla mescita. Provate a sentire.
ecco qua come viene vicino a voi, perché così sentite... No, 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 io mi stanco, non fa niente. No, 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 perché voglio che lei senta i profumi, ci mancherebbe. In realtà mi sto mettendo comoda, io secondo il protocollo dovrei servirvi alla destra, certo, ci mancherebbe. La senti? Ah, sì, sì. Sì, sì. Allora, intanto in degustazione la cosa importante da fare è sempre la comparazione. Esame visivo, guardate la differenza. Eh? Adesso sembra giallo verdolino, vero? Laddove prima abbiamo parlato di giallo dorato, ci sembrava chissà che, ci sembrava intenso. Guardate come tutto è relativo al mondo, perché se noi li mettiamo sulla tovaglietta, guardate che questa è acqua rispetto alla... Allora, giallo ambrato, guardate l'unghia e il corpo del vino, i riflessi quasi irramati. Potremmo stare mezz'ora solamente a descrivere il colore di questa vernaccia. Colore e limpidezza. La scala della limpidezza nella scheda di degustazione ha 5 termini, che va dal termine negativo, poco limpido, eccetera. Poi i termini positivi sono limpido, cristallino, brillante. Allora, brillante è un termine che si scomoda per i grandi spumanti metodo classico, che hanno un perlage straordinaria, o per i grandi passiti, ok? Io lo scomodo sempre per la vernaccia di Oristano. Sarò di parte, tutto quello che volete, però ditemi se qua non possiamo dargli il brillante. Guardate quanti... Vive di luce propria. Io sono qua sotto la luce e ovviamente sono avvantaggiata nel vederlo, ma sicuramente anche voi vedete quanto è straordinario. E la consistenza, prima abbiamo visto lacrime ed archetti, Guardate anche qua nel bicchiere quanto... Allora, intanto notate che quella formava subito gli archetti, qui dovete aspettare gli archetti, vedete che il vino rimane fermo e poi dopo iniziano a venire giù lacrime. Guardate, i primi stanno iniziando adesso. Noi abbiamo detto che era consistente l'altro, e questo ancora di più, ancora di più. Avete visto il flor? Il ciclo, questa non è una vernaccia flor, ma è del 2020, quindi ha solo 4 anni. Immaginatevi che cosa può essere. Immaginatevi che cosa può essere una vernaccia di 20 anni, di 30 anni, di 50 anni. Ci sono i cultori ad Oristano che tirano fuori, ti portano qualche ristoraio, qualche amico ristoratore, allora di tanto in tanto ti porta in questi angoli bui, in questi anfratti del loro locale, dicono vieni quando non c'è nessuno perché guai a divulgarlo, dicono vieni che ti faccio vedere una cosa. Tirano fuori queste vernacce che Dio solo sa da dove... Io ho degustato vernacce del 1970, ho degustato vernacce di annate improbabili, che ovviamente adesso noi... Su questa vi dovete tarare. Volete sapere cos'è una vernaccia? Questa è. Memorizzatela perché questa è la vernaccia. Quelle sono altre storie bellissime da raccontare. Noi intanto ci raccontiamo questa. La prima cosa, colore e consistenza, le abbiamo già notate, no? Questo vino che rimane fermo, bloccato nel bicchiere, poi inizia a scendere con gli archetti. Ma qui dovremmo divertirci anche con l'esame olfattivo. Bicchiere fermo, piccole olfazioni, fatelo ruotare. E qual è lo spettro olfattivo? Allora, adesso voi, se prendete questo, sentite il fruttato, dolcino, sciroppo. Mettete il naso qui dentro. E ditemi, anche da neofiti, un profumo che è al di sopra di tutti. Prima ancora del miele, c'è una cosa che dovreste sentire e che è tipico della vernaccia. Ce l'avete qua?
la mandorla, non c'è vernaccia senza mandorla, qua la sentite tutta. Sentite la mandorla amara, sapete che esiste la mandorla dolce e la mandorla amara, gli amaretti di Oristano sono quelli tipici, sono quelli con la mandorla amara, eccola. Capite perché la vernaccia si abbina con gli amaretti? C'è un legame, c'è un'affinità olfattiva sicuramente, però non ci possiamo fermare alla mandorla. Vi ricordate che prima c'era scritto resinificazione, uno dei processi, ma la sentite la resine? Lo sentite il legno? Legno, sigaro, cacao, cuoio, fumè. Sono tutti profumi terziari. Allora, i profumi si dividono in 3 grandi categorie. I profumi primari, che sono le pirazine, i nori soprenoidi dei 4 vitigni aromatici. Sì, è il legno di castagno. Flor e legno di castagno. Flor e legno di castagno. Questo. Certo. Né questo colore, qui ovviamente la botte scolma per un quinto, eccola qua. Il flor può essere come fenomeno di cessione di profumi, per me ha un solo gemello, un solo paragone che potremmo fare, che è la Botrytis cinerea. Non so se avete mai degustato un Sauterne, sono i vini muffati, è l'unica muffa che il vino non teme, ma anzi, la stessa cosa, solo che lì tutto avviene nella pianta. Sapete che in Francia, dove si fa il Sauterne, nella zona del Bordeaux, il Sauterne più famoso al mondo si chiama Château d'Yquem, o I. Lì la vendemmia avviene per quanti giorni? Forse un mese, perché si fa la sélection du grain noble. Si vendemmia acino per acino, solamente gli acini attaccati dalla Botrytis cinerea. La Botrytis cinerea cede tutta una serie di patrimoni olfattivi. Il flor fa questo. È una cosa molto simile, mutatis mutandis, a quella che avviene con il muffato. Quindi se vogliamo trovare un paragone fuori dall'areale della vernaccia, forse il Sauterne è quello più vicino, ma il Sauterne è un vino passito ed è un vino dolce. Qui stiamo raccontando tutta un'altra storia. Andiamo ancora a raccontare. Vi ho detto che è lenta, bisogna prendersi i tempi per la degustazione di un vino vernaccia. Allora, vi stavo raccontando i profumi primari, secondari e terziari. I profumi primari sono i profumi, molecole che si trovano nell'uva. E i profumi primari ce li abbiamo solamente quando degustiamo uno dei 4 vitigni aromatici, Malvasia, Moscato, Gewürztraminer o Bracchetto. Quei vini sono profumati perché le pirazzine dell'uva arrivano nel vino. I profumi secondari invece quali sono? Fondamentalmente sono le aldeidi, cioè sono molecole che si sviluppano durante il processo chimico-fisico della fermentazione. Poi ci sono i profumi terziari, sono quelle molecole che si sviluppano durante l'affinamento. Non è detto che sia l'affinamento, il vino affina anche in bottiglia, attenzione a non fare il rapporto matematico affinamento-botte, no. Non è detto. Qui certo l'affinamento terziario è in botte e infatti qua il legno, le sostanze aromatiche tipo il pepe, la cannella, le sentiamo elevate a potenza, ma non sono solamente quelle, perché in genere quando un vino fa legno e fa barrique, cioè legno piccolo, tu senti le spezie, anche le spezie dolci, qua non sono quelle spezie dolci che senti. Sì, ma cioccolato all'85%, no? Perché sono tutti profumi amari. Domina la sfumatura amarognola della mandorla. Questa io direi che è riconoscibilissima, se avete un po' di memoria olfattiva, se sapete quali sono i profumi. Ma poi dattero e fico secco, anche questi sono molto, molto individuabili. Processo di eterificazione, la pungenza eterea dell'alcol, che sembra di entrare in una bottega dello speziale, no? Con tutti questi profumi molto evoluti, e poi sigaro, cacao, tabacco, quanto ne avete voglia. E poi ritorna, la cosa bella della degustazione della vernaccia è che non va in fila come un treno, no? Prima i primari, i secondari, i terziari, no.
entra con la mandorla, poi senti tutto il fume, la bottiglia, poi torni indietro e risenti il fruttato, risenti il fico secco, risenti il dattero, è un'altalena continua, se tu ci stai. Frutta secca tantissimo, sì. L'albicocca disidratata, per esempio, si sente tantissimo. Quindi lui gioca in equilibrio tra la frutta secca e invece la frutta disidratata ma dolce. Ed è questo che imbroglia, perché noi adesso lo mettiamo in bocca con tutte queste cose che ci siamo raccontati, noi ci aspettiamo lo zucchero, la crediamo dolce, ci sono già la salivazione a 1000, lo metti in bocca e questo, sentite l'acidità che ha. Dove sono gli zuccheri? Ah, sarà rimasta nella botte di castagno, sentite qua? Quell'avena acido sapida ce l'abbiamo, ma più stondata rispetto a questo. E soprattutto, cosa cambia con questo vino? Il corpo. Lo sentite come il palato qua è molto più pieno rispetto all'altro. Tecnicamente si chiama PAI. PAI è un acronimo che vuol dire persistenza aromatica intensa. Quanto dura in bocca il vino dopo averlo deglutito? Questo dura, non cade a terra, ma questo viaggia molto più a lungo. Questo parte, fa il suo viaggio, ma poi dopo un po' si ferma esausto. Questo prosegue la sua strada. E sentite il corpo. E sentite che è vero che entra con le durezze, quella vena acido-sapida che abbiamo sentito anche in quello giovane, ma sentite che in bocca avete l'albicocca disidratata, non è dolce, ma è morbido. Morbidezza che l'altro non aveva. Sentite qui come il palato è bello pieno. E ritroviamo nel palato quasi tutto ciò che abbiamo sentito al palato. La nota fumé, la nota di sigaro, l'ammandorlato che abbiamo sentito all'olfatto. Questo è un altro criterio di qualità del vino, la coerenza, cioè la rispondenza tra occhio, naso, bocca. E qui olfatto e palato sono assolutamente in sincrono. Bene, questa è la vernaccia. Torna sì, quasi dominante, però non c'è solo lei, non c'è solamente lei, perché continuano anche tutte le altre sensazioni gustative. Allora, prima vernaccia che noi abbiamo degustato, la cantina è Quarto Moro dell'enologo Piero Cella, che poi adesso è anche l'enologo della cantina Contini. Si chiama Sulle Bucce, è una vernaccia che fa 2 giorni, vinificata in bianco, senza flor, con 2 giorni di macerazione. Le vigne si trovano a Marrubio, più o meno dove lui ha la cantina. Come? Esatto, sì. Il millesimo è il 2023, titolo alcolometrico in percentuale volumica 13%. Seconda vernaccia è la vernaccia classica di Contini, si chiama Flor, infatti, è una vernaccia del 2020 e il titolo alcolometrico, l'abbiamo detto prima, sono 15 gradi. Terza bottiglia. E qui andiamo alla cecca, la trovate già stappata, per chi è addentro alle segrete cose sa perché è stata stappata prima. Adesso però io non vi dico niente, Dio solo sa che cosa stiamo degustando. Soprattutto mi direte voi se la vernaccia che noi stiamo degustando è più vicina a questa o a questa. Io ve la servo come terza, ma voi dovete mettere il bicchiere in fila. Cioè, se questa vernaccia viene prima di questa, il bicchiere lo mettete qui, se sta tra le due lo mettete qui, se è terza e ultima... No, come struttura, come struttura. Adesso qui io non vi guido da soli, con quelle pochissime cose che io vi ho detto, giocateci un po', sentitela questa vernaccia, guardate il colore, sentitela al naso e poi la mettete in bocca.
Di che colore è questa vernaccia? Qui l'ambrato è già sulle sfumature quasi bronzo. Bruno, che cosa staremo degustando? Allora, posizione del bicchiere, posizione 1, posizione 2, posizione 3. Dove lo sistemate? Dov'è la sequenza? È questa che io vi ho servito? O è questa? O è questa? Colore. Secondo voi il colore, siamo tornati indietro o siamo andati avanti? Allora, il colore ci racconta l'età del vino. Giallo paglierino, vino giovane, ambrato, vino maturo. Questo? Ma sono colori di maturità o di giovinezza? Di maturità, e quindi noi lo mettiamo terzo. Come colore, sicuramente terzo. Rispetto al secondo, cosa notate? A parte il colore che è più scuro, più verso il marron? Bravissimi, meno limpido. Quindi quando noi diciamo a questo il cristallino non glielo puoi dare, perché lo vedete che è leggermente velato. Cosa vuol dire? Che un vino, come diceva il mio enologo, pronto per il lavandino? Per lavare la catena della bicicletta? Non lo so, dobbiamo vederlo che cosa ha. La consistenza com'è? Allora, il termine denso non esiste, ma rende l'idea. Bravissima! Io sono convinta che queste schede dei sommelier vadano riviste, perché il termine denso ci va. In questo caso lo devi scomodare. Sì. Sembrano, allora, il primo sembra acqua e non lo era. Capite perché in degustazione si fa sempre in crescendo? Tu pensa, sì, io questo te lo do per ultimo, tu dici, ma questa è acqua? È acqua? Naso. Naso. Cosa dice questo naso? Più o meno giovane rispetto al secondo? Sentite profumi di evoluzione superiore o stiamo tornando indietro? Esatto. Qui abbiamo l'ossidazione portata all'ennesima potenza, sin quasi a dire meno male che l'abbiamo... Certo, assolutamente sì. E adesso noi dobbiamo capire bene la vernaccia. Questa è la vernaccia da protocollo. Sentite i profumi eleganti, perfetti. Esattamente come il colore, brillante, cristallino. Qua una leggera venatura, ma quanto intriga questo colore. Questa è una vernaccia estremamente didattica. Avete capito che stiamo bevendo una vernaccia di chissà quale anno? Infatti vedete che quasi usciamo fuori dai parametri. Qui c'è un profumo che sono quei processi di eterificazione, eccetera, che adesso se ve lo dico lo riconoscete, che sta quasi per diventare un eccesso, un difetto. Zolfo, polvere da sparo, pietra focaia. Sentite? Sono quei processi di eterificazione, esterificazione, acetalizzazione che stanno prendendo il sopravvento. Qua sentiamo la mandorla, sentiamo il frutto, qua prevale solo il terziario. Prevale il profumo di un vino che ha tanto da raccontare. Vediamo in bocca che cosa è successo. Come ve lo aspettate? Potrebbe essere già precipitato, quindi aver perso la spalla acida? Non lo so, vediamo. Sigaro, fumè. Sentite come vi stupisce. Voi immaginatevi un sommelier toscano. Cresciuto nel biberon, gli mettono Brunello di Montalcino, Chianti, e poi a colazione vin santo. Gli date come questo, potrebbe non sopravvivere, perché lui
Immagina un vin santo, ma sentite l'acidità che ha questo vino. E sentite, qua si sente il tannino, che non è il tannino dell'uva, è il tannino del legno. Il tannino è uno dei polifenoli che dà in bocca una sensazione di astringenza, come quando da piccolini tutti l'abbiamo fatto, abbiamo mangiato il tappo del cachi acerbo, che ci rimaneva la bocca allappata per una settimana. Qui non è a quei livelli, però l'aspetto del tannino è quello. Sentite che percorso che abbiamo fatto, no? La giovinezza, la freschezza, la fragranza, la maturità, l'austerità e qua una nobile anzianità. Di che anno è questa vernaccia? Secondo voi? Antecedente al 70? No, magari. Non avreste pagato 25. 1977. Giovanotta, dice lei. No, ma guardate, no. Allora. Sì, questi non esistono più, erano i produttori riuniti, che adesso credo sia la cantina del Rimedio. Cioè, la vernaccia ha anche queste storie di produttori straordinari che poi scompaiono. Io penso Josto Puddu. Io mi ricordo gli anni che vivevo in continente e quando arrivavo ad Oristano capivo che ero arrivata a casa perché c'erano i vigneti di Josto Puddu col cartello. E io dicevo sono a casa, un anno rientro e non arrivavo più a casa, era morto Josto Puddu e avevano espiantato tutto. Io avevo perso, come il navigatore satellitare quando impazzisce, la stessa cosa, per me il punto dell'alfa e l'omega erano quei vigneti e me li sono persi. Quindi avete visto, 1977, qualsiasi altro vino sarebbe morto, qualsiasi altra bottiglia di questa annata avrebbe contenuto dentro un cadavere. Questo è un vino particolare. Perché se io avessi servito questo come primo vino, gradazione era 16, chissà, Dio solo sa quant'è adesso. Anche se, devo dire la verità, che l'alcol tra i sommelier si valuta con una scala i cui termini fanno caldo, abbastanza caldo, poco caldo, alcolico. E si sente l'alcol qua sullo sterno. Quando tu declutisci il vino senti una vampata di calore qua sullo sterno, che è anche quello che insegniamo nelle scuole alberghiere ai ragazzini per educarli a non esagerare col bere, abituarli a sentire qua sullo sterno la botta di calore. Questa vernaccia non ha dato un'esplosione di calore, ce l'aveva più l'altra, lo sentivi più l'altra. Se è vera l'etichetta ha anche ragione, perché qui sono 16 e là sono 17. Sentite ancora in bocca il fumè, il sigaro, il cuoio. È quasi infinita e abbiamo bevuto una vernaccia che è stata vendemmiata nel 1977. Cioè è incredibile, nessun altro vino al mondo sopravvive così a lungo. Quindi voglio dire, la vernaccia oltre che una passione da sommelier, ma quello ci può stare, se sono sommelier è chiaro, ma secondo me è un mondo, è un pianeta quello della vernaccia e vale la pena veramente di valorizzarla. E la cosa che angoscia è che sono 400 ettari o poco più, e un'altra cosa è che la vernaccia, con che cosa l'abbini la vernaccia? Eccolo, l'amaretto. Questo è l'unico, parlo delle ultime due, questa è una vernaccia che ti porti a pasto. È un IGT, esatto, certo. Noi per vernaccia intendiamo quella col flor e questa non lo ha fatto, te lo dichiara in etichetta, infatti non può uscire in etichetta come DOC. Però i produttori di vernaccia in qualche modo dovranno promuoverla. Questo è... Certo. Impattano con il Sauvignon, con lo Chardonnay, con tutto. Assolutamente. No, io devo dire la verità, l'ho degustato insieme a voi, alla cieca con voi, molto gradevole. Ma se vai avanti con la vernaccia è... Esatto. Questa di buono che questa l'abbini a pasto. Bella cucina di mare, cioè una cucina di mare strutturata. Sì, Piero Cella, insomma...
Sai qual è il problema del formaggio stagionato? Che entra in contrasto con la sapidità del formaggio. Noi nell'abbinamento devi compensare. Laddove il cibo ha una durezza, il vino deve... se vogliamo provocarlo va benissimo, certo, però io continuo... Allora, io ho provato di tutto, con la carciofi e bottarghe, eccetera, però non c'è gara con l'amaretto. Voi adesso, io vi lascio liberi di provare la prima, la seconda, la terza vernaccia con l'amaretto e vedrete che comunque il palato da solo, senza aver studiato i corsi da sommelier, il palato stesso vi dice la morte sua è con l'amaretto. Le ultime due, la prima no, giustamente no, giustamente no. Quindi vedete proprio la differenza, no, tra... Sì. Ah, è un altro vino, un altro vino. Niente a che vedere. Allora, è un vino bianco. Perché si chiama vernaccia? Perché il termine vernaccia deriva dal latino vernaculum, che vuol dire autoctono. Quando i romani trovavano un vitigno di cui non sapevano l'origine, lo chiamavano vernacula. In Italia ci sono tantissime vernacce, alcune anche a bacca nera. Esatto, ma io credo che tutti abbiamo, come dire, sofferto quando abbiamo scoperto che la famosa vernaccia di Dante nel 24° canto, quando parla dei golosi del purgatorio, mettendoci anche Papa Martino IV, dice purgo le vernacce di Bolsena alla vernaccia. Io pensavo che fosse la nostra, poi ho scoperto che esiste la vernaccia di San Gimignano, che è un vino bianco, punto. Io ho provato una delusione profonda quando ho scoperto che quella di Dante era un'altra vernaccia. Sì, sì. No, è un altro vino. No, completamente diversa, è un'altra storia. Bene, io vi ringrazio per la partecipazione. Buon proseguimento.